Signor Sindaco, una volta si diceva che nei paesi le tre persone di riferimento erano il sindaco, il parroco e il comandante della stazione dei carabinieri, dunque il maresciallo. Spieghiamo un po' l'importanza di questa nuova caserma, perché qui si concentrano parecchie cose. Sicuramente, innanzitutto prima questo presidio, come l'ho definito nel mio intervento, presidio a difesa della legalità, è un punto di riferimento per tutta la comunità locale. È necessario, come nel passato, che ci sia una forte collaborazione di tutte le istituzioni, dall'Arma dei Carabinieri, le altre armi presenti, ma anche le autorità che hanno un ruolo nella comunità locale, come il caso del farmacista, perché se non ci fossero le farmacie la salute dei cittadini sarebbe meno assicurata, come se non ci fossero i medici, e nel caso dell'assistenza religiosa, nel caso del parroco. Possiamo dire che c'è anche un legame particolare, no, tra l'Arma dei Carabinieri e la comunità di San Giorgio di Nogaro. Sicuramente, prima di tutto perché è una presenza che risale dalla nascita, dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ma oltre a questo perché c'è un forte coordinamento tra tutte le forze presenti sul territorio.